Buonasera, benvenuti dallo stadio Giorgio Matranga di Castellammare. Un saluto da Davide Sgroi e Sportisili. Stanno entrando adesso in campo le due squadre, Castellammare e Oratorio San Ciro e Giorgio. Qualche minuto di ritardo, ma adesso si può cominciare. Andiamo a leggere rapidamente le due formazioni titolari di Castellammare e Oratorio San Ciro e Giorgio, i padroni di casa in completo blu, che si schierano con Di Paola, Cagliozzo, Milana, Musso, Capitan Adamo, poi Ribaudo, Piazza, Frisella, Guaiana, Messina e Ba rispondono. Gli ospiti in maglia nera con Marino, Amodeo, Tarantino, Altieri, Amorello, Maggio, Mondino, Vinicius, Ruvolo, Daniello e Fricano. Partita importantissima per entrambe le formazioni, perché i padroni di casa sono a ridosso della zona playoff, che dista soltanto 2 punti, posizione occupata dal San Giorgio Piana, importantissima anche per la squadra ospite proveniente da Marineo, che in questo momento occupa le zone play-out, penultima in classifica a pari punti con il super giovane Castelbuono. Intanto probabilmente abbiamo ricevuto la notizia che nei padroni di casa c'è stato un infortunio proprio a fine del riscaldamento per Musso, forse sarà sostituito da Pizzolato. Vediamo intanto di capire se Musso proverà almeno nei primi minuti di gioco o se il Castellammare dovrà sostituire subito il suo numero 4, appunto, che è già stato sostituito, perché vediamo infatti in campo Pizzolato col numero 17. È entrato direttamente lui in campo al posto dello sfortunato Leonardo Musso, che ha dovuto alzare bandiera bianca proprio alla fine del riscaldamento. Probabilmente anche per questo si è ritardato di questi 6-7 minuti prima di poter cominciare. Il primo pallone lo giocherà la squadra di casa con Guaiana, che è già sul pallone. Si aspetta soltanto il fischio del direttore di gara, che arriva adesso, e si comincia. Ancora no, falsa partenza. Minuto di silenzio. Si può giocare. Inizio che è stato ritardato di qualche secondo. Adesso diamo il via a questa 14ª giornata di eccellenza con la prima sponda di Guaiana, poi pallone dentro sul secondo palo, puntuale uscita di Simone Marino, che gioca subito su Maggio, il capitano degli ospiti, funge da difensore centrale. Qui fallo anche di centrale difensivo del Castellammare, è commesso fallo diventato Andrea Adamo, il capitano, subito sul primo pallone giocato di sponda da Vinicius. Ha commesso fallo, attacca la formazione ospite col destro provato da Daniello, che però non impensierisce la retroguardia dei padroni di casa, con Di Paola che vede scorrere facilmente fuori il pallone. Ci ha provato però subito il numero 11 con una palla che rimbalzava bene. Ha tentato la conclusione, non fortunato, e allora al rinvio Di Paola si lotta a centrocampo, non c'è fallo secondo il direttore di gara, e allora si va a cercare Guaiana. La sponda per Ba è ottima, lato corto della di rigore, ancora Ba a lottare, chiuso in rimessa laterale con
il Castellammare che attacca subito, due azioni alla parte sinistra del campo da parte dei padroni di casa, che sfrutteranno spesso il lato di Ba. Ancora ad attaccare da quel lato, ha preso proprio un colpo, probabilmente quest'ultimo dal capitano degli ospiti Maggio. Non ha visto nulla il direttore di gara. Forse Maggio ad un colpo a palla lontana a Ba. L'arbitro non ha ravvisato nulla, è rimasto a terra il numero 11. C'è bisogno del medico, anzi no, si è rialzato Ba. Non c'è nulla, però non ravvisato da parte del direttore di gara. Il probabile colpo da parte del capitano. Si vanno a chiarire adesso il 6 all'11 e si riparte da Marino. Gioca lui con le mani, corto da Tarantino, verticale verso Fricano, ha preso fallo da parte di Messina, che l'ha attaccato alle spalle, l'ha messo giù il numero 10. E allora batterà proprio Maggio la punizione, già toccata verso Fricano, avanti Vinicius, la palla non tenuta da Messina che liscia lo stop, poi messo giù Altieri con un fallo da parte di Ribaudo. La partita, questi primi 4 minuti non si è praticamente mai giocata del tutto, tantissimi falli. Adesso gioca lungo sempre il capitano del Giorgia Ciro, Mondino, grandissimo stop col sinistro, poi va dentro, come aveva messo giù il pallone dall'attacco degli ospiti. Ancora lui a giocarla dopo il tocco di Daniello, punta il diretto avversario, va sul fondo Mondino, poi forse toccato, non cade il numero 7, ancora a lottare, raddoppiato, gioca verso Daniello che finge di andare al cross, effettuato adesso, Messina lascia scorrere, rischia Adamo che però spazza in rimessa laterale. Si spiega Messina con la sua retroguardia, aveva lasciato scorrere un pallone pericoloso il numero 10. Adesso rimessa laterale lato destro del campo, proprio Messina non arriva, Vinicius stop con il petto, aveva pensato a coordinarsi, poi ancora Daniello da fuori area, alto, è già la seconda volta che Daniello va alla conclusione da quella posizione. Deve stare attenti il Castellammare, perché due tiri da quella posizione sta prendendo la mira Daniello, non devono concederglielo. Il lancio lungo da parte di Paola, poi si gioca verso il centro del campo con Pizzolato che sbaglia tutto, poi recupera solo per un attimo, fa fallo il 17 che si è dovuto riscaldare con un attimo di ritardo aspettando l'ingresso delle formazioni e la conferma del forfait di Musso. Deve forse ancora entrare bene in partita Pizzolato, qui fa fallo e allora gioca Africano sul lato sinistro del campo, colpito in pieno Messina, non arriva Daniello, arriva proprio Pizzolato a sparzar via. Ba non controlla, poi giro palla ancora da Daniello, si è allargato bene sulla destra Paolo Mondino, tocco all'indietro e giro palla dell'oratorio San Giorgio e Ciro, lancio lungo a cercare Vinicius, amato a lottare, segnalata però posizione irregolare da parte della punta brasiliana dell'oratorio San Ciro e Giorgio. E allora gioca Adamo, la punizione lunga a cercare Guaiana, terzo tempo, ottima sponda verso Ba che lotta al limite dell'area senza fronzoli, spazza in cielo Maggio quasi fuori dal campo. Allora batterà la rimessa
laterale Caiozzo. In zona offensiva adesso il Castellammare che si appoggia molto spesso alla sua punta Guaiana. Adesso Messina con il sinistro, proprio del cambio di gioco, con la testa il pallone regalato per il sinistro da parte di Frisella, prima conclusione verso la porta di Marino. Ci ha provato il numero 8 con il pallone però che era stato regalato dalla retroguardia degli ospiti da parte di Amorello, che con la testa aveva toccato un pallone che poteva risultare pericoloso per Frisella. Ancora Frisella qui, recupera Guaiana, non fallo però, proteste da parte del pubblico, le sentite, ma hanno già battuto gli ospiti. Mondino gioca poi verso il centro del campo, voleva cercare Vinicius, c'è soltanto Messina. Guaiana si è appoggiato e fa il lavoro di sponda, posizione irregolare però da parte di Ba sull'imbeccata di Guaiana. Salita bene la difesa composta da Maggio, capitano degli ospiti, e Amorello. Proprio il capitano a spazzare lungo a cercare Tarantino. No, questa però spazzativa di Castellammare. Corre Ba in campo aperto, puntato Maggio, sposta il numero 11, taglia fuori del 6 che poi con intelligenza ed esperienza guadagna calcio di punizione già battuto proprio verso Tarantino. A lottare il numero 3, rubato il pallone da Piazza solo per un attimo. Vinicius la tiene dentro, si scontra con il suo compagno, continuano a giocare i padroni di casa, non si intendono. Ribaudo che voleva il lancio lungo per Guaiana, che però era venuto incontro per legare il gioco. Qua altra chiusura di Caiozzo che spazza via, Maggio fa lo stesso, Caiozzo con la testa mette in rimessa laterale nella lotta con Ruvolo. Senza fretta ovviamente in questo momento gli ospiti. Rimessa laterale nelle mani di Tarantino, incontro Fricano, Messina quasi gliela ruba. Ha toccata però il numero 10 in rimessa laterale. Ancora Tarantino, il numero 3 con le mani, è venuto incontro Vinicius, Fricano, raddoppiato, pallone recuperato da Ribaudo. Da parte di Messina, e intanto si gioca perché ha già battuto la squadra ospite con Daniello, che è già la terza conclusione per il numero 11, sempre da quella posizione, l'abbiamo detto. 2 volte aveva sparato in cielo, alla terza stava punendo la squadra ospite che aveva battuto rapidamente Castellammare, completamente disattento e immobile. Daniello con un bel tiro a incrociare ha impensierito non poco Di Paola, che ha sperato che il pallone terminasse fuori, ma occasione per l'oratorio Cianciro e Giorgio per passare in vantaggio al minuto 11. Lancio adesso lungo da parte di Paola, sempre Ribaudo a lottare, il pallone arriva a Frisella. Guaiana in incontro, cercato di chiudere il triangolo, torna su di lui però bene Mondino a recuperare il possesso, cambio di gioco di Maggio a cercare Tarantino. Caiozzo ha capito tutto, Maggio qui duro su Guaiana. Adesso ogni giocata del numero 6 è accompagnata non proprio da parole dolci da parte del pubblico di casa, dopo lo scontro dei primi minuti proprio tra il capitano degli ospiti e Ba, che forse aveva preso un colpo a palla lontana in quell'occasione. Qui Tarantino a lottare, Fricano
ottiene la rimessa laterale che batterà sempre Tarantino lungo. Si abbassa Vinicius per la sponda, cercato proprio lui. Messina si aiuta troppo col braccio, colpisce in pieno il numero 9 con un colpo. Fischio giusto a mio avviso da parte del direttore di gara. Deve stare attento il 10 perché già al secondo o terzo fallo che commette. Si alza adesso Vinicius, si va a lamentare anche dal direttore di gara Capitan Adamo. Poi Maggio batte veloce, Guaiana intelligente, si mette davanti. Non c'è da ribattere, rimessa laterale, punizione, scusate, forse come aveva detto il guardaline a Maggio, ma sarà soltanto rimessa laterale con la testa ne piazza, poi soltanto per un attimo Guaiana a lottare con Tarantino, che però è rimasto a terra. Si rialza adesso Tarantino, che però viene allontanato da un suo compagno. Qualche protesta con il direttore di gara per il contrasto fra Guaiana e Tarantino. Adesso vuole velocizzare la battuta Caiozzo. Continuano a spiegare Guaiana e Fricano. Adesso punizione che non c'è, ma c'è rimessa laterale che batterà Caiozzo, ristabilirà la pace. Non recupera Guaiana, gioca Fricano, rimpallo, Messina mette ordine. Caiozzo, lunga cerca Rebà, Maggio con la testa puntuale mette fuori. Ancora qualche parolina fra Ba e Maggio, non si sono forse del tutto spiegati dopo il contatto di inizio partita. Qui ancora Ba è forse in posizione irregolare, ha anticipato Tarantino, bene, Ribaudo allarga, poi il pallone che arriva a Frisella sul lato sinistro del campo, mette dentro, Maggio spazza via in rovesciata, poi ancora Frisella mette dentro il pallone con la testa cercata la sponda verso Guaiana che si coordina. Ottima la giocata della Puglia. Parata facile da parte di Marino. Pallone però ancora una volta regata al Castellammare con Piazza, non arriva Ba, si impegna il numero 7. È uscito Marino, pallone troppo lungo per servire Ba. Controlla e chiede di far salire la propria squadra il portiere degli ospiti che va lunghissimo. Si inserisce Mondino, attenzione nella palla un po' a metà, guadagna calcio d'angolo il numero 7 per la chiusura di Milana, puntuale in calcio d'angolo. Sul pallone c'è Daniello, sicuramente il più pericoloso per gli ospiti, con 3 conclusioni. Dentro il pallone Messina con la testa, non si riesce a coordinare Maggio, Ribaudo a chiudere, poi anche Ruvolo. Non c'è fallo secondo il direttore di gara, ancora dentro il pallone. Ottima chiusura di Adamo, era stata ottima la giocata da parte di Altieri, che però ha forse sbracciato. C'è ancora un giocatore a terra del Castellammare, si tratta forse di Caiozzo che è rimasto a terra, ha preso un colpo sull'azione di Altieri.
C'è stata probabilmente una sbracciata che però il direttore di gara non ha visto. Ci sarà allora ancora calcio d'angolo per l'oratorio San Ciro e Giorgio. No, era Piazza che era rimasto a terra. Si rialza adesso il numero 7 e c'è sempre Daniello dalla bandierina. Cercato il primo palo, spazza via bene con la testa Messina, poi anche Ribaudo, sempre Piazza a saltare, fa fallo Mondino. Più di esperienza il numero 7 per non far ripartire il contropiede dei padroni di casa. Adamo lascia il calcio piazzato al suo numero 1 Di Paola, che andrà a lungo probabilmente a cercare Ba o Guayana. Arriva proprio verso il pallone, passa, c'è Frisella a lottare, fallo da parte di Amorello su Ba, ha usato troppo le mani il numero 5 e allora punizione importante per i padroni di casa. Vediamo chi andrà a calciarla. Ci sono sia Guayana sia Piazza Messina sul pallone. Non è Piazza che è da questo lato del campo, cioè pizzolato insieme a Messina e Guayana si allontana. Adesso rimangono il 9 e 10. Parlottano Messina e Guayana. Piazza 4 in barriera Marino, si allontana Guayana e allora andrà sicuramente Messina a calciare. Parte il numero 10, colpita in pieno la barriera, poi 2 volte alto, però il pallone non si è coordinato benissimo, ma era complicata questa conclusione da parte di Messina. Era buona però questa opportunità per i padroni di casa. Qui Maggio a spazzare più lungo che può, c'era probabilmente Mondino in posizione irregolare, non ravvisata però dal guardalinee. Allora si impegna Ruvolo su questo lancio lungo, ha chiuso in qualche modo Adamo, che adesso si spiega con Cagliozzo. Si erano forse capiti due, sono un po' pestati i piedi. Qui Maggio a chiudere su Ba, Fricana gira da Daniello che cerca il lancio lungo proprio per Mondino, accelera il numero 7, imprendibile però per lui questo pallone di Daniello. Ottima idea, meno la realizzazione da parte del numero 11. Si è arreso Paolo Mondino nel tentativo di andare a tenere in campo questo pallone. Spazza via lungo e allora Di Paola si va a cercare con la testa Altieri che anticipa Ribaudo, poi in cielo ancora a lottare Daniello a centrocampo, alza le braccia per non commettere fallo, la gestisce bene Guayana, poi forse trattenuto, c'è probabilmente vantaggio per i padroni di casa, con il pallone che viene messo dentro, Marino esce bene e stende addirittura il suo compagno Tarantino, non c'è fallo però poi su Pizzolato secondo il direttore di gara, e allora si può giocare con Fricano che ha già appoggiato verso Tarantino. Ottima giocata, fallo di Ribaudo, un po' nervoso Tarantino. Un po' di nervi tesi fra il 3 e il 6. Maggio a cercare il pallone lungo, ottima la chiusura di Frisella. Guayana aveva spazio per girarsi, ha preferito andare di prima da Frisella, poi chiusura di Daniello. Maggio spazza via lunghissima a cercare la corsa di Vinicius che si impegna con facilità. Adamo copre l'uscita del suo numero 1. Il pallone a terra di Paola e va lungo, sempre a cercare la sponda di Guayana, non arriva quello questa volta. Ribaudo con la testa solo per un attimo, anche Messina, il pallone arriva bene questa volta a Ba. Piazza colpito in pieno Ruvolo che si è impegnato, la stava per tenere in campo il numero 10, non c'è riuscito e allora guadagna un'ottima rimessa laterale Piazza.
gioca con le mani Caiozzo, incontro Ba, servito proprio lui, ancora Ribaudo a girare, colpito in pieno involontariamente, pizzolato, poi Piazza si impegna con la testa, riesce a superare in qualche modo Tarantino, non c'è fallo secondo il guardaline che è proprio lì vicino. Piazza ancora a coprire il pallone, non viene aiutato, viene addirittura triplicato, adesso arriva Caiozzo, si gioca da quel lato, secondo il guardaline su Altieri, che era andato lì in quell'angolo del campo ad aiutare Tarantino. Guadagna quindi fallo intelligentemente il numero 5. E allora punizione che batterà Marino. Sembra probabilmente sempre lungo a cercare la sponda di Vinicius, che si allarga sul lato destro, proprio verso di lui il pallone. Cercato il terzo tempo, anticipato da Messina, sbaglia la sponda Ba, e allora la va a riprendere il numero 11. C'è Guaiana che va in profondità, ha capito tutto Maggio, cerca di capire il pallone, forse ha allargato un po' troppo il braccio Maggio, che ha preso con un colpo Ba. Il fallo però è stato chiamato in attacco a Ba su Maggio. Ha preso però un colpo l'attaccante del Castellammare, una probabile sbracciata da parte di Maggio, che però si è rialzato subito. Adesso va ancora una volta a protestare Adamo, perché secondo lui ha preso un colpo Ba, il fallo era contrario e invece è stato fischiato a favore del lavoratore San Ciro e Giorgio. Si è rialzato Ba, per fortuna senza nessun tipo di problema, avrà fatto male però la botta subita da Maggio, che adesso è sul pallone. Vinicius trattenuto, poi si lotta, ancora Piazza con la testa. Vinicius lotta con Adamo che spazza via lunghissimo. Deve cercare di rientrare adesso in campo Ba. Tarantino con le mani, Vinicius, Ribaudo, ancora Ba, avanza il numero 11, toccato da Vinicius, accelera Ba, sposta il pallone sul Maggio, non riesce però poi a passare su Amorello. Messina non riesce a controllare bene, lottano Caiozzo e Ruvolo, preso un colpo, probabilmente il numero 10, ma si è rialzato rapidamente. Si prepara però probabilmente a sorpresa già una sostituzione per gli ospiti. Non sappiamo chi ha qualche problema e sarà costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Intanto Messina ha recuperato, il pallone non arriva a Ba, Fricano lo gestisce alla grande, Altieri al centro del campo, bene,
il 4 a girare da Daniello, solito lancio lungo a cercare Mondino, il controllo è sempre buono, non guadagna però la rimessa laterale, stavolta Mondino per l'ottima chiusura di Milana. Con le mani andrà lungo Frisella, Guaiana ha preso forse un colpo, vediamo a chi assegna la punizione del direttore di gara, probabilmente agli ospiti. Intanto ci sarà appunto il cambio, come avevo preannunciato pochi minuti fa, si è fatto male probabilmente Fricano, entra al suo posto Di Peri. Abbandona il campo dopo appena 28 minuti Fricano, entra con il numero 17 Salvatore Di Peri. Problema probabilmente al quadricipite per Fricano e punizione che andrà a battere sempre Capitan Maggio per gli ospiti. Lunghissimo il pallone, aveva forse mirato la porta di Di Paola, che aveva fatto qualche passo in avanti, non centrata però la porta del numero 1, che adesso va a spazzare lungo. Si era abbassato Caiozzo che voleva forse il tocco corto, va lungo Di Paola ma rischia tantissimo perché quasi la ruba Mondino. Deve essere un brutto contropiede da subire questo per il Castellammare. Il controllo però del numero 7 era complicato e allora Frisella lungo con le mani, sempre a cercare la sponda di Guaiana col petto. Poi non ha preso nessun colpo pizzolato, si può giocare. Messina, Altieri, spazza lungo, adesso è la sagra del lancio lungo, va, mette ordine con la testa e appoggia da Frisella, ha alzato il pallone su Altieri che però chiude bene, non c'è fallo sul numero 4, pizzolato, gran giocata da parte del numero 17, poi Messina a inventare in profondità da Piazza che si è impegnato per tenerla in campo, ha provato il numero 7, ce l'ha fatta ma non è riuscito a imprimere la forza giusta, batte lungo Simone Marino, forse guadagna anche qualche secondo di troppo il portiere in maglia verde degli ospiti. Vinicius con la testa, la mette giù bene, Ruvolo si appoggia a Mondino che fa lo slalom in mezzo a due, Adamo prende anche cartellino giallo il capitano del Castellammare e punizione dal limite dell'area per gli ospiti e giallo pesante per il capitano in maglia 5 che ha protestato tanto nei confronti del direttore di gara, non è contento della chiamata dell'arbitro, si continua a discutere lì nella lunetta quasi fuori area dei padroni di casa. Se l'è guadagnata Paolo Mondino, la vuole andare a calciare. Sistema con precisione il pallone il numero 7, c'è anche Daniello accanto a lui, ma sembra intenzionato a partire proprio Mondino. Addirittura forse 5 in barriera per Di Paola che difficilmente vedrà partire il pallone. Finta di Daniello, carica Mondino sopra la barriera, era ottima l'idea di scavalcare il muro costruito da Di Paola, ma il pallone non è sceso abbastanza per sfortuna di Mondino e Di Paola può andare al solito rinvio lungo in cerca di Bao di Guaiana. Un po' più corto stavolta, proprio Guaiana a lottare, va con la testa, sponda verso Frisella che però non controlla. Tanti errori tecnici in questo primo tempo da parte di entrambe le squadre.
si rimane ancora sul punteggio di 0-0. Vinicius bene col petto, poi forse ha preso un colpo. Il comportamento di Maggio. costretto a uscire addirittura in barella. Che ha preso una bruttissima pallonata da parte di Maggio in la posizione ravvicinata.
gioco è stato fermo per diversi minuti, era fermo in quel momento e è stato ravvisato il fallo nei suoi confronti, costretto a uscire. Allora il numero 11, entra Taibi al suo posto. O almeno forse è congelato il cambio in questo momento. Aspettiamo di vedere se entrerà subito il 19 o si deve aspettare qualche minuto. Giocano allora in questo momento fino all'ingresso di Taibi in 10 i padroni di casa, visto l'uscita di Ba dal campo, e speriamo si sia ripreso a quanto pare. Sentite, gli applausi sono proprio per lui. Si è rialzato, ha preso una botta bruttissima, si tocca ancora la testa. Vediamo se riuscirà a rientrare in gioco. Si tiene ancora la testa all'11, adesso va a buttare un po' d'acqua sul viso, lo vedete lì alla linea di centrocampo. Vediamo se potrà continuare o magari potrà ancora girare la testa. Speriamo che il 11 possa continuare la partita. Ancora parole non al miele per Maggio da parte dei padroni di casa. Qui intanto fallo su Daniello ed è rientrato in campo per fortuna Malik Ba. Si stanno spiegando proprio Maggio e Ba, ma intanto si gioca con la sponda cercata da Vinicius. Piazza, Maggio ancora a spazzare più in alto che può. In qualche modo ha toccato e ha messo giù Adamo. Piazza a lottare sull'auto di fondo, gliela ruba bene Ruvolo. Fatto fallo il giocatore in maglia 7, non ha controllato bene il pallone e allora Ruvolo gliel'ha rubata e ha guadagnato calcio di punizione importante in zona offensiva per gli ospiti. Ba però ancora non è forse al meglio delle condizioni, lo vede ancora accasciato, cercando di riprendersi in qualche modo. Vediamo se ci sarà bisogno della sostituzione. Intanto batte Daniello dentro il pallone, troppo lungo, non arriva sul secondo palo Altieri. Gioca allora dal fondo di Paola. Cagliozzo si abbassa Piazza per ricevere, invece Lungo preferito Ribaudo. Arriva Maggio che mette giù e cerca Vinicius, si rinnova il duello contro Adamo, stavolta non fa fallo il capitano dei padroni di casa. Va a lottare con Tarantino e mette il pallone fuori e lascia la rimessa laterale nelle mani di Cagliozzo. Si abbassa Guaiana per la sponda, cercato proprio il numero 9 a lottare con Tarantino. Provata la giocata, lo chiude il terzino sinistro dell'oratorio San Ciro Giorgio, poi con la testa Frisella, rischio da parte della retroguardia dei neri, poi è stato fallo su Di Peri da parte
Ribaudo che ha anche preso un colpo, già battuta la punizione, sempre a cercare Mondino, stavolta l'ha chiuso bene Milana, poi ancora a spazzare via lungo Adamo, si lotta fra Messina e Vinicius, ancora il 9, rimpallo con Ribaudo, prova ad accelerare, avanza il numero 11, sposta bene il pallone anche su Maggio, è tornato però l'ottima chiusura difensiva Amorello, e ha servito con i piedi Marino involontariamente, però che ha potuto giocare il pallone con le mani già in avanti. Adamo ancora su Vinicius, non deve rischiare il capitano dei padroni di casa perché è già ammonito, sposta ma con un rischio. Altieri gliela ruba a Ribaudo, avanza il numero 6, tenta di rimanere in posizione regolare Guaiana, non lo è perché adesso segnala la posizione di fuori gioco il guardalinee, forse troppo lento il Ribaudo nel servire Guaiana, che ha aspettato per cercare di rimanere in posizione regolare, troppo però ritardato il pallone del numero 6 per il 9, e allora il gioco e punizione dal limite della sua area di rigore che batterà con i piedi Marino. Lunghissimo, sempre a cercare Vinicius che va a fare la lotta con Caiozzo, con la testa chiude bene il 2, poi si lotta con Ribaudo, Tarantino mette avanti, chiude piazza, Caiozzo da Messina, adesso tanta confusione, prova a mettere ordine, si arrabbia tantissimo Messina, e intanto Tarantino gioca, contestava redarguendo la panchina del Castellammare. Qui Ruvolo fa fallo su Caiozzo e si becca il giallo, il numero 10, cade un colpo duro a Caiozzo e giallo. Distanza 2006 dell'oratorio Soncino e Giorgio, se l'è guidata con esperienza. La punizione Caiozzo richiama i suoi compagni all'attenzione, Adamo, e batte lungo di Paola. A cercare Messina che salta e la prende bene, poi il Ribaudo, il pallone rimane sui piedi di Ba che allarga verso Frisella, che accelera, poi scivola. C'è stato probabilmente fallo di mano da parte di Frisella, sì, e allora sanzionato il tocco del numero 8, mette il pallone a terra Daniello e batte cercando con spazio Mondino, il stop non è perfetto, torna su di lui Frisella, Adamo cerca il lancio lungo, va però in posizione irregolare, Amorello spazza ancora una volta lungo, non si mette ancora il pallone a terra, Baci prova con la testa, ancora altro pallone impennato, Vinicius a lottare con la testa contro Messina che però la meglio, poi Frisella, si lotta Mondino, si impegna, pallone Messina spazza ancora con la testa avanti verso Guaiana, adesso c'è contrasto da parte di Guaiana su Amodeo, ha sbracciato troppo la punta centrale del Castellammare e prende il cartellino giallo, forse un po' troppo severo in questa occasione il direttore di gara. Sul contrasto fra Amodeo e Guaiana è stato punito l'attaccante in maglia 9 con il cartellino giallo, ma primo tempo che è stato molto combattuto soprattutto a centrocampo, non sono state tantissime le occasioni né da una parte né dall'altra. Di Peri qui con la testa, Paolo Mondino ha provato a coordinarsi con il sinistro dopo il tentativo di testa da parte di Milana che però non aveva scelto bene il tempo. Qui ancora Guaiana a lottare su Amorello, sta rischiando tanto l'attaccante del Castellammare, ammonito pochi secondi fa, quando siamo già entrati
nel tempo di recupero, minuto 47, non è stato segnalato dal direttore di gara, però quanto saranno i minuti da recuperare. Si è perso tantissimo tempo, soprattutto per il colpo di Piazza Suba, che è rimasto a terra non soltanto una volta ma ben di più, almeno 2 o 3 volte, e il tempo perso è stato tanto. Ancora Ba qui ad allungare su Piazza, che stavolta viene spinto proprio da Ba, non guadagna però, rimessa laterale il numero 11, il rimpallo premia Maggio e allora andrà Tarantino lungo con le mani. Ancora tante proteste da parte di Guaiana nei confronti del direttore di gara, non è contento il numero 9 di quel giallo che ha preso qualche minuto fa. Qua Amodeo cerca Mondino, la sponda però non è perfetta, forse gamba tesa proprio di Amodeo, l'ha tenuta bene però Pizzolato. Ribaudo ancora da quest'ultimo, gioca il 17. Ribaudo, ancora Pizzolato con la coscia, ha tentato il pallone per Messina che era complicato. Vinicius allarga da Mondino senza Fronzoli, spazza via Milana. Ancora Vinicius a lottare con Amodeo, il rimpallo premia Mondino, secondo il Guardaline, e Daniello lascia l'incombenza della rimessa laterale ad Amodeo. Andrà a lungo con le mani il numero 2 a cercare l'area di rigore dove c'è proprio Vinicius, salta la punta degli ospiti e però ha dato un colpo ad Amodeo. Per ora corretto il duello da questo lato del campo, non possiamo dire lo stesso invece di quello che sta succedendo dall'altro lato del duello fra Ba e Maggio. Qui lungo il pallone, già battuta la punizione a cercare Piazza, si impegna il numero 7, non l'ha tenuta in campo Maggio e allora sarà tiro alla bandierina per il Castellammare, che negli ultimi minuti di questo primo tempo vuole cercare di trovare il vantaggio. Batte il Ribaudo, salgono tutte le torri. Battuto adesso col sinistro, Daniello a spazzare con la testa, poi Ba fischia 2 volte il direttore di gara e finisce qui il primo tempo, uno scialbo 0-0 fino a questo momento fra Castellammare e Oratorio. Sancino e Giorgio, ci vediamo fra pochissimo con la seconda frazione di gioco. Noi abbiamo sfruttato anche delle buone giocate al primo tempo, siamo riusciti a passare con un doppio vantaggio. Nel momento cruciale della partita siamo rimasti anche uno in meno e ho cercato sempre di tenere i 2 attaccanti, se tu ci hai fatto caso, fino a un certo punto della partita. Poi ho cominciato a capire che magari potevamo avere qualche difficoltà, soprattutto perché loro spingevano, avevano il vento a favore, cercavano giocate, cercavano punizioni, cercavano calci d'angolo, cercavano di recuperare. Abbiamo trovato una squadra che gioca anche un buon calcio, tanti ragazzi, senza tralasciare che la mia squadra aveva fatto l'ultimo primo tempo e una buona parte del secondo tempo. Abbiamo sperato anche la possibilità di passare sul 3-0, abbiamo subito il 2-1, a pochi metri alla fine, è normale, ci mette un po' di paura, qualche calcio d'angolo, qualche situazione di mischia e sono riuscito a ottenere questo 2-2, dove alla fine ti può rimanere il rammarico, però devi essere sportivo e dire che Castelbuono fino alla fine ci ha creduto di pareggiare, come ci siamo riusciti noi domenica scorsa, ci è riuscito anche il Castelbuono molto di noi. E qui ho detto ai ragazzi che ci teniamo la prestazione, c'è il rammarico e lo scoramento di non aver ottenuto questi 3 punti, però già dobbiamo pensare alla prossima, perché soffermarsi significa
trovarsi in difficoltà anche nelle prossime giornate, per cui dobbiamo pensare che già da martedì dobbiamo rimetterci di nuovo in moto e cercare innanzitutto di recuperare quegli uomini che in questo momento sono fuori e poi vedere se nel calciomercato abbiamo ancora per fare, cercare di rinforzare anche la squadra in qualche riparto. Contrasto e non, perché non si è neanche capito, ho sentito questo dolore forte alla testa della caviglia, però non era nemmeno gonfio, per cui poi prossime 24-48 ore, penso con una radiografia, qualcosa, insomma, a livello clinico cosa che farà, vedremo un po' che cosa è l'entità del danno, con la speranza che non ci sia niente di essere, soltanto più la paura che è tutt'altro. Peccato perché sappiamo che Vico e Benzancampo è uno che ha giocate, a corsa, fase di possesso è uno che gioca abbastanza bene, in fase non possesso è uno che recupera tanti palloni, però va bene, dai, chi è subentrato ha fatto anche bene, che era a cintura, peccato perché poi con il doppio giallo ci siamo ritrovati a rincorrere sempre e come ho detto prima ho cercato di tenere fino all'ultimo i due attaccanti, ma quando ho visto che ancora a Castelbuono spingeva, tante volte è meglio cercare di mettere qualche altro centrocampista in più, però poi alla fine ho visto tante volte non basta nemmeno, però sono contento dei miei ragazzi della prestazione e di aver fatto un'ottima partita, perché quello che mi tengo, se non il risultato non mi ha premiato, la prestazione penso che sia sotto gli occhi di tutti, giocare in 10 contro 11, noi abbiamo sfiorato sul 2-0, un paio di volte il 3-0, addirittura in un tiro con Tripoli, è stato bravo il portiere, un po' meno bravo Silvio, però ormai dobbiamo archiviare e pensare alla prossima. Doni è stato tutta la settimana con febbre, vomito, per cui non lo potevo nemmeno utilizzare. Se avete fatto caso, avevamo tanti infortuni ed arrivavamo a 17 persone, 17-18, ma 1-2 non erano nemmeno utilizzabili al 100%. Però, ripeto, non siamo qui a giustificare l'eventuale pareggio perché mancava l'altro. Io dico che questi ragazzi, come il Castelbuono, hanno tirato fuori una grande prestazione. Penso che con tutto questo freddo la gente che è venuta a vederci non si sia annoiata. Sapevamo che il Misilmeri è una squadra importante per questa categoria, ha uno degli allenatori che più stimo, che è Tommaso Napoli, e il suo lavoro è ben riconoscibile. Oggi secondo me non abbiamo approcciato male, nonostante il gol preso mi sembra all'8° minuto. Ho visto una squadra viva, una squadra che voleva giocare, che purtroppo è passata in svantaggio, un gran gol comunque. Abbiamo continuato a giocare con le difficoltà che ci creava il Misilmeri, perché non giochiamo soli certamente. Abbiamo creato qualche azione da gol che non siamo riusciti a trasformare. Successivamente prima allo scadere del primo tempo, trovato un altro grande gol, ma la squadra era viva, l'ho vista viva fino al primo tempo e avevo detto che bastava fare un gol piuttosto che due, perché il secondo sarebbe arrivato, quindi al momento in cui ho visto la palla entrare del primo gol ero sicuro che avremmo pareggiato. È stato sofferto, è stato sicuramente più atteso, però quando siamo riusciti a segnare è stato comunque molto bello. Thomas chiaramente non è ancora al massimo, se proprio devo dirla tutta oggi non era in programma questi 15 minuti, però in un momento in cui stavamo cercando il gol, con uno sguardo e un cenno di intesa ci abbiamo provato e questa volta ci è andata bene. È una partita difficilissima perché il Piana è una squadra importante, allenatore che sta facendo benissimo, che è Pippo Chinnici, che quindi sarà una partita veramente tosta. Non so cosa hanno fatto oggi, ma cambia poco perché stanno facendo veramente bene. Detto questo, abbiamo affrontato squadre importanti già come Misilmeri. Oggi siamo riusciti a pareggiare, ma eravamo riusciti a fare belle partite contro Sciacca e Gela fuori casa. Ci aspetta un'altra partita contro una big, perché io considero il Piana una big, e cercheremo di portare a casa qualcosa, insomma. Una partita
abbastanza movimentata, sì, mi sono piaciuti molto i miei dall'inizio alla fine. Abbiamo incontrato comunque una squadra ben organizzata, hanno meritato anche loro comunque di segnare, anche sul 2-1 era giusto che loro segnassero, anche se noi ce l'abbiamo messa tutta per difendere. Poi il 2-2 sì, un po' ci ha messo paura, ma non abbiamo mai mollato, abbiamo rischiato di andare anche noi in vantaggio più volte. Poi un po' si è complicata per le espulsioni, compreso la mia, di cui mi dispiace molto, però capita nelle partite così concitate. Alla fine, salvo Guglielmini, ha messo la palla dentro e va bene così. E loro hanno continuato sempre a pressare e noi abbiamo giocato sempre al massimo dall'inizio, quindi poi ci sta un attimino di calo fisico, non calo mentale no, però un po' di calo fisico ovviamente ci sta ed era preventivato, però con la testa siamo riusciti a portare fino alla fine il risultato. Tutte le trasferte sono insidiose, tutte le partite sono insidiose, ogni partita ha la sua storia. Noi andremo mercoledì là, che è una partita di recupero, ci andremo con qualcuno in meno a causa delle espulsioni, però i ragazzi sono tutti pronti per giocare e sono sicura che daranno il massimo anche in quella partita. Vittoria importante perché innanzitutto diamo seguito alla vittoria della settimana scorsa. Oggi è stata una partita veramente tosta perché sappiamo, tutti lo sanno, le Teen-Hunters è veramente una squadra molto molto tosta, ragazzi tecnicamente bravi, corrono tutta la partita, non si fermano. Ed è stato veramente difficile, però devo dire che i ragazzi oggi hanno interpretato bene sia la fase difensiva che la fase offensiva. In qualche occasione abbiamo sofferto, però in alcune altre occasioni abbiamo anche prodotto tanto ed è una vittoria molto 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 importante. Secondo me è super importante il 3-1 di Runfolo, quel gol vi ha dato la carica giusta, poi la Rosa ha fatto una prestazione monumentale, anche Virruso, una grande prestazione di squadra. Sì, sai, sono quei gol che praticamente possono fare la differenza sia in negativo che in positivo, perché se sull'1-1 subiamo magari noi il 2-1 diventa difficile per noi, mentre il 2-1 e il 3-1 hanno un po' diciamo, rallentato anche le buone giocate degli 89ers. Noi poi abbiamo preso sempre più fiducia, abbiamo gestito bene il pallone, siamo usciti bene tra le linee, non abbiamo sofferto la pressione, abbiamo gestito anche bene la palla. Poi diciamo il gol è un episodio, magari ci può stare, però poi penso che la squadra abbia soprattutto negli ultimi 6-7 minuti diciamo, il risultato l'abbia messo in sicurezza. Perfetto, ringraziamo mister Calandra e gli auguriamo in bocca al lupo per il resto della stagione. Grazie.
Sono rientrate adesso in campo le due formazioni. Castellammare che in questa seconda frazione di gioco attaccherà da destra verso sinistra, ospiti dell'oratorio San Ciro e Giorgio da sinistra verso destra. Abbiamo visto un primo tempo all'insegna dell'equilibrio rimasto sul risultato di 0-0, tantissime proteste, tantissime polemiche che sono però per fortuna state sedate in qualche modo. Tantissime proteste soprattutto nei confronti di Maggio, il capitano della squadra avversaria. Adesso, come vedete, sta andando a chiarire con l'attaccante della squadra di casa, che nel primo tempo ha subito un colpo proprio dal capitano degli ospiti, che con un po' di malizia ha rinviato sul suo viso. Si è per fortuna ripreso Ba, che era uscito in barella. Per fortuna niente di grave per il numero 11 che è rientrato sul terreno di gioco. Adesso c'è forse qualche problema alla rete della porta, che in questo secondo tempo sarà difesa da Marino. Si sta cercando di ricucirla. Adesso dovrebbe essere forse tutto a posto, si può ricominciare con la seconda frazione. Speriamo di vedere più calcio e meno polemiche. Il primo tempo è stato pochissimo calcio, tante polemiche. Il primo pallone del secondo tempo lo giocherà Vinicius per gli ospiti. Si parte adesso con l'oratorio San Ciro e Giorgio che gira palla con Altieri e Tarantino. Incontro sempre a cercare Vinicius, non la controlla bene stavolta il numero 9. Va dall'altro lato, fa lo stesso perché non riesce a far la sponda con la testa, la fa bene invece Ruvolo. Adesso Tarantino non va verticale ma va lungo profondo ancora da Vinicius, la sponda non è perfetta per Ruvolo, poi però Piazza sbaglia la giocata verso Messina. Tarantino non l'ha tenuto in campo, il guardiani aveva segnato rimessa laterale per gli ospiti. Il direttore di gara corregge e dà la rimessa laterale ai padroni di casa già battuta da Cagliozzo. Messina spalla porta, si va a scontrare addirittura con il suo compagno, si tratta di Pizzolato. C'è stata però una sbracciata da parte di Messina e quindi calcio di punizione per gli ospiti, già battuta da Maggio ma già regalata a Di Paola, che allora può costruire un'altra azione col suo rinvio dal fondo, mette sempre palla a terra per rinviare meglio sulla testa di Frisella. Ancora il pallone che arriva a Pizzolato, avanti ancora Maggio che non gioca mai il pallone ma stoppa e spazza via sempre come prima giocata. Ancora il numero 6, stavolta deve tenerla in campo sul pressing di Ba, ce la fa e come sempre va a cercare lungo Vinicius con la testa Messina a lottare, poi Piazza guadagna il rimpallo su Di Peri e allora rimessa laterale che batterà Cagliozzo. Avanti Guaiana, è riuscito a toccarla per Ba, bella la sponda con il tacco verso il numero 9 che poi forse esagera, non guadagna rimessa laterale. Il pallone però torna a Piazza che mette dentro il pallone, Maggio poi arriva al volo, non la tocca, poi con la rovesciata Frisella, Guaiana con la testa. Il pallone però non è riuscito ad arrivare con potenza alle parti di Marino. Dall'altro lato Mondino punta al doppio passo, Adamo la mette giù, non c'è calcio di rigore, tante proteste, ha rischiato tantissimo qui il capitano del Castellammare sul doppio passo
di Mondino, che aveva accelerato e aveva superato bene Adamo, anche già ammonito il capitano della squadra di casa. Adesso invece ammonito il mister degli ospiti. Si tratta di Leonardo Marino. Si lamenta ancora tanto con il direttore di gara, ammonito Marino, che prende il giallo. Intanto dall'altro lato si impegna Mondino, che forse ha preso un colpo. Si rialza il numero 7, tantissime proteste degli ospiti, sono valse però soltanto un cartellino giallo per il loro mister. Ma che rischio per Adamo. Guaiana con la testa, si impegna, va a lottare contro Amodeo, che guadagna fallo di esperienza, e allora andrà Amorello a cambiare gioco da Tarantino. Pallone non dei più facili, pressa alto Piazza, va lungo però Tarantino. Di Peri alle spalle di Messina, lotta nelle 10 e 17, in qualche modo cerca di passare il Ruvolo, ce la fa il numero 10, colpito forse da Caiozzo. Daniello rallenta tanto la giocata, Vinicius era partito in profondità, voleva servirlo sui piedi invece però Daniello. Qui Messina, bella giocata e poi copertura palla e conduzione con la Suola, si lotta con Amodeo, non c'è fallo sul 10 dei padroni di casa. Servito Mondino che va avanti da Vinicius, chiusura di Frisella, poi rimbalzo ancora Frisella, giocato bene i padroni di casa. Adesso Guaiana a cercare, va in profondità, che però non lascia il pallone per la sovrapposizione di rimbalzo. Qui sbaglia tutto Mondino e regala il pallone centralmente al Castellammare. Voleva l'imbucata, Amodeo a spazzare, colpito in pieno Guaiana. Attaccano ancora i padroni di casa, Amorello in qualche modo, poi Amodeo si impegna. Ancora rimessa laterale però in zona offensiva, bene la squadra in blu. Si rialza adesso Guaiana, che forse era stato colpito in maniera irregolare al limite dell'area. Non ha ravvisato fallo però il direttore di gara. Adesso può andare alla battuta Frisella, con le mani Lotto dentro l'area di rigore. Guaiana sponda, è passato il pallone, non calcia Piazza, va triplo rimpallo, poi con la testa Maggio a spazzare, voleva forse un calcio di punizione, non c'è nulla. Di Peri mette in rimessa laterale. Con le mani a battere Caiozzo, lungo dentro verso Ba, contrasto con Amorello ma non c'è fallo. Di Peri spinto, Ruvolo, calcio di punizione per la spinta di Caiozzo su Ruvolo, che è andato a scontrarsi con Di Peri, suo compagno. C'è già Maggio sul pallone, pronto ad andare lunghissimo come al solito. Col petto bene Frisella, puntato Daniello, accelera il numero 8, Ronaldo Ciop, e bello tocco verso Pizzolato, che col sinistro ha provato ad andare dentro. Adesso tocco verso Frisella, la tenuta in campo dentro sul secondo palo, a cercare Piazza, il pallone però è passato, serviva qualche centimetro in più probabilmente al numero 7 per andare a impattare bene questo pallone. Era però ottimo il cross da parte di Frisella, non è riuscito però a trovare nessuno dentro l'area di rigore, l'esterno mancino del Castellammare. Qui lottano Ruvolo e Messina. Qualche parola di troppo stavolta tra Vinicius e Messina. E punizione che batte Maggio. Ricercano sempre questa giocata agli ospiti, lancio lungo del capitano a cercare Vinicius per la sponda, proprio il 9, stavolta non arriva perché c'è Caiozzo alle sue spalle, Pizzolato con la testa, ribaudo in qualche modo, va a servire verticale lungo, bene Guaiana che sposta il pallone dentro l'area di rigore. Maggio taglia fuori
puntuale, poi Tarantino non riesce a tenere in campo il pallone, lo allontana anche quel tanto che basta per non far battere subito la laterale ai padroni di casa per velocizzare le operazioni. Andrà Caiozzo con la rimessa laterale, viene incontro Frisella, ha cercato proprio lui, sponda effettuata, il pallone è uscito, non l'ha tenuto dentro Caiozzo. Sempre Tarantino con le mani, c'è però prima un cambio per i padroni di casa, entra con il numero 20 Terranova, vediamo chi abbandona il campo. Non abbandona il campo Frisella, ma abbandona il campo Ribaudo. È uscito Ribaudo ed entra Terranova. Messa laterale sempre al lato sinistro, sempre nelle mani di Tarantino che cerca di andare più lungo che può. Messina si impegna con la testa, poi cerca di far passare Ruvolo, il pallone per un attimo toccato da Vinicius. Adesso Guaiana tenta dalla sponda, colpito in pieno Altieri, ancora il 9 a lottare con Di Peri, poi Ruvolo si lotta tanto a centrocampo, trattenuto Ruvolo da Guaiana, che il 9 non deve rischiare perché ha ammonito tutti i cartellini volati dal taschino del direttore di gara nella prima frazione di gioco. Adesso ogni fallo può risultare pericoloso. Maggio lungo, si impegna, Mondino non arriva perché lo anticipa Frisella. Tarantino con lo petto se la allunga, Messina gli ruba il tempo solo per un attimo. Vai Andrea! Dentro il pallone con la testa Vinicius a fare il difensore, poi Frisella con il corpo cerca di mettersi davanti, non è riuscito però a guadagnare la rimessa laterale. Daniello adesso prende tempo. Lunga la rimessa laterale, Piazza non la tiene, Mondino sì, e allora accelera il 7, sposta, chiusura puntuale, poi ancora rimpallo, si lotta su quel lato del campo, mette ordine Capitan Adamo, scusate, poi c'è stato un fallo e punizione in zona difensiva per il Castellammare. Va a lungo Di Paola a cercare Guaiana, il pallone passa, si impegna Piazza, provato il sombrero su Tarantino, poi il Ruvolo solo per un attimo, Guaiana gliela ruba e va in profondità a cercare Piazza. Maggio lascia scorrere ma con un rischio perché Balle su spalle era pronto a tenere il pallone in campo, si è salvato stavolta il capitano della squadra ospite e allora andrà Marino con il rilancio lungo. Si prepara anche cambio, anzi 2 nelle fila degli ospiti, tanto però si gioca con Messina che va a saltare con la testa, poi Guaiana raddoppiato, praticamente triplicato, Ruvolo lascia scorrere la rimessa però non è sua, ma è per i padroni di casa. Adesso però c'è un doppio cambio per appunto l'oratorio. San Ciro e Giorgio entrano con il numero 13 Azzara e con il numero 19 Palma. Dobbiamo fare, signore!
Azzara e Palma in campo, esce Mondino per Azzara che andrà a prendere la sua posizione in campo molto probabilmente, quindi sull'out di destra, e poi dall'altro lato esce Ruvolo, quindi cambia le ali d'attacco la squadra ospite. Palma da un lato e Azzara dall'altro, adesso con Azzara che è andato a giocare sulla sinistra, mentre invece Palma sulla destra. Laterale che batte Cagliozzo, lunga a cercare la sponda di Messina, nessuno alle sue spalle però, e il pallone fuori. Lancio lungo del solito Marino, Messina con la testa, va a lottare con Amorello, poi spazza via lunghissimo più che può Altieri, con la testa piazza, mette fuori in rimessa laterale, ma continua il gioco piatto in questo match. Marino, ma la sta in pace! Come nel primo tempo non ci sono state grandi occasioni né da un lato né dall'altro, soltanto un pallone che ha attraversato praticamente tutta l'area piccola degli ospiti, l'area piccola di Marino. Né Ba né Guaiana però sono riusciti a toccare quel tanto che basta quel pallone per metterlo dentro. Qui ancora ad attaccare il Castellammare, più che può lungo Amorello, si impegna Azzara, il rimpallo però non lo favorisce bene Frisella, ancora il numero 8 servito da Pizzolato, poi va a una trattenuta, si è allungata la maglia del numero 9, ha rischiato tanto Amorello, se lo voleva guadagnare con l'esperienza Guaiana in questa occasione. Sono d'accordo il direttore di gara. Qui Messina ha toccato da Piazza, ancora Guaiana spara la porta, deve cercare di girarsi, va sul fondo, non guadagna però calcio d'angolo sfortunato del numero 9, ma il pallone è ancora regalato una volta a Pizzolato che sposta il calcio. L'idea era giusta da parte del numero 17, la conclusione però non è stata delle migliori. Adesso però, dopo l'uscita di Ruvolo e di Mondino, sembra che la squadra ospite sia passata a un 4-4-2 più difensivo, con Azzara che è andato a schiacciare Vinicius. Questa volta ha preso un'altra botta come va nel primo tempo, un'altra pallonata forte in pieno viso. E stavolta è Vinicius a rimanere a terra.
Si è fortunatamente rialzato Vinicius senza ulteriori problemi e allora si può ricominciare. È già rientrato in campo il numero 9. Qui va bella sponda per Guaiana che entra dentro l'area di rigore a cercare sul secondo palo piazza. Tarantino con la testa, poi piazza a coprire e guadagnare un'ottima rimessa laterale in zona offensiva. Con le mani si è avvicinato Frisella per andarla a battere lunga dentro l'area di rigore. Va lui dentro, Messina l'ha toccata, poi Daniello a spazzare anche se svirgolando. Si è impegnato in qualche modo. Palma che sta anche per far male. Non c'è riuscito a tenerla in campo e allora ancora rimessa lunga con la sponda di Messina verso Guaiana, pallone svirgolato, non preciso, poi l'intervento di Amodeo che ha rischiato tantissimo e allora si alza il pressing dei padroni di casa che vogliono sbloccare questo match e portarsi avanti. Dentro il pallone di Frisella, primo palo, Amodeo spazza, poi di prima pizzolato che però non si coordina bene e calcia in cielo. Però ancora una volta il 17 calcia al limite dell'area. Non era male, esce proprio il numero 10 pizzolato, che ha fatto comunque una buona partita in sostituzione di Musso che si è infortunato prima dell'inizio del match. Entra in campo Taibi che stava già per entrare nel primo tempo al posto di Ba che non stava proprio molto bene, poi si è rialzato ed è stato soltanto rimandato l'ingresso in campo di Taibi che viene effettuato adesso. Sponda di Azzara verso Tarantino, il pallone verso Vinicius, rimpallo ancora Azzara, se lo va a riprendere il numero 13, calcia, mette fuori però il neo entrato degli ospiti che ha toccato adesso il primo pallone della sua partita, ha schiacciato però il destro e l'ha messo fuori senza impensierire completamente Di Paola. Dall'alto il primo pallone giocato da Taibi, chiusura puntuale di Amodeo, poi si impegna Piazza che va a scontrarsi però con Ba, il rimpallo favorisce Caiozzo che spazza via, Maggio fa lo stesso, Tarantino non la tiene in campo, ma c'è sempre tantissima confusione lì in mezzo al campo e nessuna delle due squadre sta riuscendo a mettere un po' d'ordine. Qua altra rimessa laterale per l'oratorio Ciancino e Giorgio, con le mani sempre Tarantino, si impegna Azzara, il pallone arriva proprio a lui che sposta e le salta il suo diretto avversario, poi cercato il pallone diagonale per Daniello, poi nervi tesi Daniello e Frisella. Non contento il numero 8, forse ha preso un colpo. Un lungo proprio con le mani Frisella. Taibi, il pallone rimane lì per Guaiana, recuperato solo per un attimo, adesso mette ordine Di Peri e andrà da Amorello, pressa alto Guaiana che tocca il pallone, quasi lo ruba, sfortunato però in questa occasione, possesso che torna fra le mani di Simone Marino che va lunghissimo. Salta Vinicius, alle sue spalle però Adamo
l'ha toccata, poi Taibi cerca di metterla giù alle sue spalle, Terranova soltanto per un attimo, girato il pallone di Taibi verso Frisella, non c'è fallo sul numero 8 che avanza e si appoggia stavolta proprio da Terranova, che però in mezzo a due non riesce a gestirla bene. Poi Di Peri mette il corpo davanti, non c'è fallo, il direttore di gara da parte di Terranova che ha spostato bene su Vinicius. Adesso non girano palla quelli del Castellammare, contrasto fra Di Peri e Adamo, protesta ancora il mister degli ospiti, pallone che rimane un po' a metà, Azzara lo controlla e calcia! Da 3 quarti campo, una perla del neo entrato dell'oratorio Sancino e Giorgio che passa in vantaggio sul campo del Castellammare, ha visto fuori dai pali Di Paola, perla fantastica di Azzara e 1-0 per gli ospiti. E adesso partita ancora di più in salita per il Castellammare, che non riesce ad essere pericoloso dalle parti di Simone Marino, ma tanti applausi per Azzara che ha fatto un gol clamoroso, una perla del numero 13, soltanto da applaudire un gol del genere. Adesso partita ancora di più in salita per i padroni di casa che devono tentare di andarla a pareggiare dopo questa perla di Azzara che ha tirato fuori dal cappello una magia. Va a spalla alla porta. Adesso ovviamente salirà il pressing della squadra in blu e cercherà di alzare il muro invece la squadra ospite. Tarantino però qui non lo fa bene e non gestisce alla grande questo pallone, riconquistato da Messina. Sbracciato su Amorello, prende giallo il numero 10, era là davanti il direttore di gara e ha fischiato calcio di punizione in zona difensiva per gli ospiti. Ci ha insegnato a fare queste cose, ci ha insegnato! E mi aiuti! Si alza La giuma c'è da fare adesso Altieri che ha preso il colpo da parte di Messina, è stato caricato del cartellino giallo. Si preparano intanto due cambi per i padroni di casa. Si rischia forse l'ingresso di Musso, qui intanto Frisella senza mezzi termini su Palma che è rimasto a terra, ha preso un colpo alla testa il numero 19. Facciate ragazzo che ce lo fa apposta! Aiuti! Si è rialzato Palma ed entrano in campo Di Matteo e Musso, che non ha iniziato il match per un problema fisico, rischiato però adesso il giocatore in maglia 4 da parte di Mione, che lo ritiene importante il mister del Castellammare. E allora vediamo se
potrà Musso cambiare la partita in qualche modo, oltre al numero 15 di Matteo. Adesso tutto all'attacco il Castellammare per cercare di andare a pareggiare questa partita quando manca un quarto d'ora alla fine. Terranova mette avanti, Altieri spazza via, Adamo ha allargato da Cagliozzo, gioca il numero 2. Adesso però poco movimento da parte dei suoi compagni, allora deve cercare il pallone lungo. Bella sponda di Guaiana, sposta Taibi per andare a cercare la conclusione, lo spazio di infiato del rigore, taglia fuori da parte di Amorello, regolare secondo il direttore di gara. È rimasta a terra Taibi, che però aveva creato una buona azione offensiva. Ottima giocata del 19, che però poi forse ha esagerato, si è voluto infilare tra 3-4 maglie degli ospiti, ma lì non c'era più spazio ed è stato fermato in maniera regolare dal tagliafuori di Amorello. Ad andare lunghissimo Maggio, cioè praticamente in posizione irregolare sempre Azzara, che cerca di sfruttare tutti gli errori possibili difensivi da parte del Castellammare. Qui non ha fatto fallo Altieri, il pallone però non arriva ad Azzara, va lungo Cagliozzo con la testa. Maggio mette in rimessa laterale, Di Maggio recupera il pallone e lascia la rimessa sempre a Cagliozzo. Ancora il numero 15 Vinicius, più lontano che può, adesso non si deve guardare troppo alla tecnica, l'importante è spazzare via questo pallone, che però adesso va in area di rigore con la testa. Guaiana aveva trovato lo spazio il numero 9 nell'area di rigore dell'oratore Sancino e Giorgio, non è riuscito però a impattarla bene e l'ha messa alta sopra la traversa della porta di Marino, che adesso cerca di guadagnare tempo come può. Lungo Marino, Vinicius sopra Adamo, la prende però il capitano della squadra di casa Di Matteo, puntato Tarantino, è giocato su Taibi. Ancora il 19, centralmente il pallone non è perfetto per Terranova, ma lì in qualche modo a Furisella, sovrapposizione non servita per il fallo fra Taibi e insorge il pubblico di casa. Ha guadagnato però un'ottima punizione e anche giallo per Taibi. Amodeo che è rimasto a terra. Adesso qualche parola di troppo forse fra Altieri e Musso, duello fra numeri 4, per fortuna non visto dal direttore di gara, se ne dicono ancora 4 a distanza. Si è rialzato fortunatamente Amodeo, che ha caricato di giallo adesso anche Taibi. Tantissimi ammoniti in campo. A lungo Marino, stavolta a cercare Azzara e non Vinicius. Cagliozzo con la testa dietro di lui, facile di Paola, gioca velocemente con le mani. Milana ha trovato Terranova, pallone allargato verso Cagliozzo. Di Matteo, provata la giocata, lo chiude bene Tarantino. Ancora il numero 3 ad appoggiarsi da Amorello, lungo Di Peri con la testa, arriva Adamo a cercare sempre come prima giocata Guaiana là davanti, la sponda però non è precisa da parte del 9 a cercare il suo compagno di reparto, che adesso è diventato Taibi. Gioca alle loro spalle invece Ba, che sembrava dovesse abbandonare il terreno di gioco nel primo tempo. Alla fine la partita la sta completando. Dall'altro lato è ripartito ancora Di Peri a puntare Adamo, va sul fondo il numero 17, finito il campo. La rimessa è stata guadagnata dal capitano dei padroni di casa. Corto verso Musso, lotta a Zara, rimpallo ancora Musso a spazzare più lontano che può. Si deve alzare il pressing dei padroni di casa. Palma svirgola completamente il pallone
pallone per Daniello e allora va lungo Frisella, proprio Palma con la testa, Altieri in qualche modo va a pressare e a riconquistare bene in questa occasione il numero 11, poi Di Matteo vuole ancora il pallone per Bano, perfetto, infatti il controllo è difficoltoso, per fortuna riesce a gestirla, va Musso, ha già girato, Milana avanza il numero 3, per un attimo la ruba Vinicius che fa un bel lavoro di pressione e allora guadagnano secondi importanti gli ospiti. Gioca Palma con le mani, guadagna tempo il 19, lungo verso Vinicius che deve fare questo lavoro di sponda, di copertura palla, si è aiutato però troppo con le mani e allora ha già giocato Adamo. Milan, ancora Vinicius a pressare, forse ha fatto fallo, c'è vantaggio Terranova, Busso ha provato la verticalizzazione, nessuno dei suoi compagni però è partito alle spalle della difesa quando mancano 9 al termine di questo match. Si spendono sempre di più le speranze dei padroni di casa che però hanno ancora un po' di tempo, 9 più recupero per andarla a pareggiare almeno questa partita fino ad ora decisa da una prodezza magia di Angelo Azzara. Proprio Palma qui un perfetto svirgolone, poi Altieri a lottare contro Bano, fa fallo il numero 4, Milana gioca da Frisella, spalla porta, provato il tacco, Daniello mette ordine, va il più lungo che può di Peri, ma il pallone è stato ancora una volta regalato ad Adamo. Di Matteo, spalla porta, lo contrasta Tarantino, poi spazza più lungo che può Azzara, gira il pallone Adamo, porta avanti Milana che non crossa ma preferisce servire Frisella, deviazione di Palma che chiude in rimessa laterale, sale il pressing e le azioni offensive dei padroni di casa con la spizzata di Taibbi con la testa che mette fuori. E allora rimessa dal fondo su cui come sempre gli ospiti cercano di guadagnare qualche secondo importante. Qui Adamo con il rischio, stop quasi con il braccio, protesta da parte della ospite, fatto sta che però gioca a Milano, lo ha pressato Vinicius, il pallone è terminato fuori, lascia la laterale a Frisella, si è mosso bene Taibbi alle spalle e cambio di rimessa e Frisella forse ha messo i piedi dentro il campo. Laterale lasciata da Modena, lunghissimo con le mani, Vinicius la tocca alle spalle di Milana, ma ovviamente dietro di lui non c'è nessuno e lui il riferimento offensivo più avanzato in questo momento con Azzara. E allora altro possesso per il Castellammare che sale per cercare di andarla a riprendere. Frisella qui sbaglia la prima giocata, c'è fallo in precedenza di Altieri, aveva dato vantaggio il direttore di gara che qui ha fischiato giusto a mio avviso su Frisella che poi aveva commesso fallo su Palma, ma c'era stato vantaggio e allora giusta la punizione per il Castellammare, se ne occuperà Musso. Sistema il pallone sul punto di battuta numero 4. Linea dell'oratorio Sancillo e Giorgio molto alta, come potete vedere praticamente all'inizio dell'area di rigore. Salgono praticamente tutti i giocatori di casa. Carica Musso, primo palo Vinicius, mette in calcio d'angolo, allora tiro dalla bandierina ancora per Musso,
ancora tutti su per il Castellammare. Batte Musso dentro il pallone, è uscito bene, poi arriva dopo la respinta di Marino, dice che è presente. Malik Ba fa 1-1, il giocatore in maglia 11, e dà un'altra speranza ai padroni di casa per poter andare a guadagnare questi 3 punti negli ultimi minuti di gioco. Malik Ba 1-1, l'ha pareggiata e si prende l'ammonizione forse più bella della sua carriera in questo momento. Di nuovo sul livello del mare il Castellammare, a 5 dalla fine. Tocco non perfetto, di rigore di Marino che non è uscito bene, con l'indecisione ha messo tutti d'accordo Malik Ba, che ce l'ha scritto sulla maglia, il risultato 1-1. Adesso è rimessa laterale che batterà Amorello. Non arriva Tarantino, il pallone passa. Vinicius voleva cercare Azzara, ha trovato solo Adamo, l'ha messo fuori. Lungo Amorello. Messa laterale, ancora Amorello con le mani. Dentro il pallone, Adamo lotta, il pallone tocca, arriva ad Azzara, non c'è fallo, Vinicius spara alle stelle, è rimasto a terra Azzara, lamenta un colpo. Adesso ultimi minuti di fuoco, si vuole andare a prendere i 3 punti il Castellammare dopo il pareggio di pochi minuti fa di Ba, che adesso va a fare la sponda. Guaiana mette davanti il corpo, è passato bene, Frisella, area di rigore, sposta, chiude Maggio, sarà ancora calcio d'angolo. Sale il pressing del Castellammare, sale l'urlo dei tifosi di casa. Batte ancora Musso dalla bandierina, sempre al limite dell'area Ba, da lì ha fatto male, gioca Musso, primo palo, Adamo, miracolo di Simone Marino, poi il pallone è tenuto dentro, no, secondo il guardalinee, e allora altro giro dalla bandierina, stavolta Frisella stava per mettere dentro il 2-1, capitano Andrea Adamo. Ottima risposta di Simone Marino, 2 più recupero al termine. Frisella col mancino dalla bandierina, va il numero 8, corto il pallone che passa, Daniello è scivolato, Adamo poi con la testa fuori di Peri, Azzara non la tiene, e allora Di Matteo, la testa di Azzara, e calcio di punizione per i padroni di casa che adesso ci credono più che mai. Calcio di punizione che batterà ancora una volta Frisella. Ancora Frisella col mancino, vuole il pallone basso sul secondo palo, preferito però il primo, Altieri con la testa, ancora la bandierina, i padroni di casa. Terzo calcio d'angolo in praticamente un minuto, da lì l'hanno pareggiata. Batte Frisella, dentro il pallone, il cross è buono, Maggio a spazzare, poi fuori, spazza via Palma, si deve alzare, adesso però la retroguardia ospite è rimasta a terra, però in area di rigore Amorello.
per cercare di prendere un po' di tempo. Vediamo, forse ha preso un colpo, si è rialzato adesso. Morello si lamenta tanto con il direttore di gara, però non ha visto nulla. Rimessa laterale che batterà ancora Frisella. Quando siamo entrati in questo momento nel recupero, sponda di Adamo, spazza via Di Peri, ancora laterale, ha dato forse 4 di recupero, forse 4 o 5. Vediamo fino a che minuto si giocherà. C'è ancora speranza però per il Castellammare per andare a prendersi i 3 punti. Ancora a fare la lotta Guaiana, si muove bene, sponda di Taibbi, bella giocata di Matteo che si insinua in mezzo agli avversari. Ancora Di Matteo, lato corto di rigore, riesce a mettere dentro. Maggio stop e spazza più lontano che può. Vinicius non la riesce a mettere giù, e allora ancora Caiozzo con le mani. Nuova praticamente investito da Altieri e punizione. Ancora un altro pallone da buttare dentro le di rigore per il Castellammare, sempre affidato a Frisella. Arriva però dalla panchina indicazioni di far battere Busso, e allora va a battere il numero 4. Tutti dentro il rigore, dentro Taibbi, tocca! Non c'è arrivato Caiozzo sulla sponda di Taibbi, sarebbe però stata posizione di fuorigioco da parte del numero 2, indicata puntualmente dall'assistente dell'arbitro. E allora forse è meglio, perché sarebbe stata pioggia di polemiche la posizione irregolare di Caiozzo. Lungo Marino, sempre Vinicius, stavolta non la prende, si impegna Zara. Adamo avanti da Taibbi, che però liscia completamente il pallone. Arriva Maggio a mandare più avanti che può, non c'è nessuno però dei suoi compagni in quella posizione. Si impegna Vinicius col pressing, pallone fra le linee per Ba, che lancia a lungo a cercare Guaiana. Bello stop sinistro al fondo, voleva la deviazione l'attaccante in maglia 9, che adesso si spiega con estremo difensore dell'oratorio Sancilo e Giorgio. Sono passati 2:30. E ancora Barra! Marino al rinvio. Vinicius col petto, la mette bene giù stavolta il numero 9, poi però perde il contatto col pallone. Di Matteo lo chiude in rimessa laterale. Tarantino con le mani, si prepara addirittura un altro cambio, no, manca appena un minuto e mezzo o forse 2, non abbiamo capito bene se sono 4 o 5 minuti di recupero. Esce Daniello, entra Loporto per gli ultimi minuti di sofferenza per gli ospiti. Sarebbe un buon punto su un campo complicato. Certo, per come si era messa quella perla di Azzara, forse ci stavano per credere gli ospiti. Poi il Castellammare l'ha pareggiata con una mina di Ba. È entrato Loporto per far crescere a livello di numero ancora di più il settore difensivo degli ospiti. Lungo il pallone, si lotta là davanti, poi con la testa non arriva Taibbi ma arriva Altieri che chiude in rimessa laterale. Lungo di Matteo e finisce qui. Triplice fischio da parte del direttore di gara. 1-1 fra Castellammare Calcio e Oratorio Sancilo e Giorgio, punto che non premia nessuno, non fa contenta nessuna delle due formazioni. Un saluto da parte di Davide Sgroi e Sportissimi.